È una giornata di festa, una giornata che onora le squadre vincitrici, in questo caso dei vari campionati e dei vari gironi del nostro comitato regionale Veneto, e comunque rappresentano anche, secondo me, un po' tutte le società, perché tutte comunque hanno onorato il loro campionato. Che prospettive ci sono per la prossima stagione sportiva per il calcio dilettanti Veneto? Intanto festeggiamo volentieri, non solo le vittorie sul campo, ma festeggiamo momenti di fair play, momenti di solidarietà. Noi diciamo sempre che il gioco del calcio non inizia e non termina in un campo di calcio. Questa è una giornata di festa, un po' in ritardo, ma sempre entro la stagione sportiva. Vedo comunque che la sala è strapiena, vuol dire che le società stanno apprezzando questa iniziativa che ormai è consueta ed è datata, però sempre bella, perché vogliamo premiare durante la stagione in corso. Siamo felici. Oltre al calcio a 11, protagoniste saranno le società di calcio a 5 e soprattutto quelle di calcio femminile, su cui insomma ci vogliamo un attimo soffermare, perché due atlete che riceveranno il premio Fair Play. Durante la partita dell'Hellas contro Marcon ci siamo scontrate, un po' duramente diciamo, ed è andata a finire che lei ha preso, diciamo, la peggio, e si è fatta male il ginocchio. E mi sono sentita in dovere intanto di buttare fuori la palla nel momento in cui si è fatta male e di andare a soccorrerla insieme all'ambulanza e ai suoi massaggiatori comunque. Nonostante fossimo comunque rivali, perché Marcon e Verona sono sempre stati rivali, è bastato, diciamo, un gesto per diventare amiche. Cos'è accaduto? Sì, lei dopo che mi sono fatta male mi ha scritto e da lì abbiamo iniziato a scriverci e è nata questa piccola amicizia, diciamo. Lo sport lega anche attraverso l'amicizia, perché ci sono dei dirigenti veramente eccezionali che dedicano il sabato e la domenica, trascurando qualche volta anche la famiglia, per seguire queste squadre e per contribuire alla crescita dei giovani che sono il futuro di ogni nazione. Che cosa significa questa società per lei? Per me quest'anno è stato il mio primo mandato da presidente. Nella Camponogarese io giocavo 14 anni fa, anche 15, però mi sono fatto male 14 anni fa sul campo della Camponogarese Calcio. Ho subito durante una partita contro il Villatorra una lesione midollare che mi ha costretto, non mi piace usare il termine costretto in sede rotelle, perché la mia sede rotelle mi piace e mi permette di fare tante cose, tra le quali quella di diventare presidente della Camponogarese. Quando me l'hanno chiesto è stato per me una cosa inaspettata, però sai, quando fai le cose con passione, ci metti passione e amore, possono solo venire cose stupende e meravigliose. La Federazione Veneta sta lavorando molto bene perché il settore giovanile dia finalmente quel slancio anche al calcio che sta dando in tanti altri sport. La mia presenza è proprio per ringraziare. Il calcio è un punto di richiamo anche per tante discipline sportive. Se investe sul settore giovanile, anche le altre discipline sportive investono sul settore giovanile.